Ed ora parliamo di vino perché fra poco, il 25 febbraio, parte la cosiddetta primavera del Prosecco superiore, ovvero una vetrina con il meglio della produzione enologica locale, coinvolte 400 aziende. Custodisce un territorio variegato come le sue sfumature organolettiche, talmente caratteristico da renderlo inconfondibile, al punto che può sfidare le stagioni e, in pieno inverno, riportare in primo piano le sue peculiarità non solo gustative. È il Prosecco superiore che dal 25 febbraio al 24 giugno sarà protagonista di una primavera assolutamente coinvolgente. Lo farà proponendo al grande pubblico la vivacità della produzione, 400 aziende mobilitate, 16 mostre enoiche allestite con precisi obiettivi: divulgare la cultura del buon bere, rispettandone l'origine, il suo stile, con l'ecosostenibilità a fare la differenza. Cure viticole nel rispetto della vigoria vegetativa della glera, la vite del Prosecco, quella che scandisce il ritmo del paesaggio di OCG, con il suo vino sempre più etico, perché ogni mostra recupererà i tappi di sughero per un loro riutilizzo, risparmio ambientale e con scopi benefici. Il ricavato di questo insolito recupero sarà devoluto alla Fondazione Oltre il Labirinto, finanzierà progetti d'aiuto a bambini autistici. Primavera d'anticipo dunque per un Prosecco solidale, che sarà simbolo di festosa identità vinaria anche all'imminente BIT, la borsa del turismo di Milano, nonché alle fiere di Monaco di Baviera, Berlino e, subito dopo Vinitaly, pure alla settimana del cinema di Londra. Prosit!